ministro dell'Interno in Veneto annuncia più risorse per la sicurezza a fronte immigrazione e probabili nuovi click day per il lavoro stagionale, presentato anche il nuovo numero unico per le emergenze che sarà operativo fra qualche mese. Accoltella la moglie dopo una lite, scappa tra i campi. Il dramma stamattina a Palù nel Veronese, 50enne romeno in fuga, caccia all'uomo, la donna in gravi condizioni all'ospedale. Parla il 31enne pensato a sangue da 3 giovani dell'Est che aveva rimproverato per aver urinato davanti all'albergo che gestisce con la famiglia Marghera, ha una frattura all'occhio. Sanità, nuovo SOS lanciato questa mattina dai sindacati CGIL e CISL UIL a Mogliano, medici di base e liste d'attesa, serve una nuova programmazione. In Veneto persi 1000 medici di base in 10 anni. Ancora violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. All'alba un'infermiera aggredita da un paziente ubriaco, colpita anche una guardia giurata, l'uomo bloccato dalla polizia. Sul caso del 17enne che accusa la polizia di lesioni, calunnie e abusi durante un controllo a Padova, la procura revoca la richiesta di archiviazione indagine. L'avvocato della famiglia: vogliamo chiarezza. Lotta alla criminalità organizzata in una scuola di Treviso, l'incontro tra gli studenti e la mamma di Claudio Domino, bimbo di 11 anni ucciso dalla mafia 36 anni fa. Buonasera, ben ritrovati. Dunque questi titoli li avete sentiti prima in Prefettura Venezia, poi a Palazzo Balbi, giornata veneta per il Ministro degli Interni che ha garantito più risorse per il Veneto, per la sicurezza, particolare attenzione su Via Piave a Mestre. Il capo del Viminale ha parlato poi di migranti, non ha escluso nuovi click day per il lavoro stagionale, presentato il nuovo numero unico per le emergenze. Sicuramente Venezia e il Veneto, come tutto il territorio nazionale, beneficia e beneficerà di iniziative più di carattere generale che il Governo ha preso anche in occasione dell'ultima legge di bilancio, dove ha previsto degli stanziamenti aggiuntivi per alimentare proprio il fondo assunzioni, per alimentare assunzioni straordinarie tale da coprire il turnover e andare anche oltre. Si tratta di immettere personale con maggiore vocazione operativa, personale di giovane età rispetto al turnover con i pensionamenti. Parla di risorse e assunzioni straordinarie il ministro all'Interno Matteo Piantedosi, impegni importanti presi di fronte ai diversi rappresentanti delle forze dell'ordine, ringraziati anche per la gestione della manifestazione degli anarchici sabato scorso in Laguna, a sostegno di Alfredo Cospito e di Joan Sorroche, l'attentatore del K3 a Villorba. Esplicito poi il riferimento a una delle zone più calde di Mestre e dell'intera regione. C'è una attenzione particolare, l'avete già visto, su alcuni luoghi che sono di particolare sensibilità, penso a Via Piave, famosa insomma. Inevitabile parlare di migranti in settimane caldissime sul fronte degli sbarchi, con Piantedosi che da Palazzo Balbi ribadisce la linea dell'esecutivo. Frenare questo flusso incontrollato e quindi di avere numeri più sostenibili per l'intero sistema di accoglienza nazionale. Stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un impatto soprattutto sui territori. Altro discorso fa intendere il ministro: i flussi irregolari. A tal proposito potrebbero esserci altri click day come quello di lunedì scorso. Il governo non ha nessun pregiudizio a prendere in considerazione tutto ciò che può essere di aggiuntivo rispetto a quello che il verificato maggiore fabbisogno del sistema delle imprese. Penso che quello che dice il Ministro vada assolutamente nella direzione di dare una risposta alle imprese, ovviamente salvaguardando i lavoratori locali, che ovviamente non è che deve passare l'idea che ci sarà uno switch tra lavoratori locali e nuovi lavoratori. Tutti i nodi affrontati nel giorno in cui Viminale e Regione siglano il protocollo per l'attuazione in Veneto del nuovo numero unico di emergenza europeo, il NUE 112. La transizione verso il nuovo regime durerà qualche mese. Noi abbiamo voluto fino in fondo avere una progettualità come un abito sartoriale, visto e considerato che noi portiamo in eredità un 118 che è un fiore all'occhiello a livello internazionale e dobbiamo essere efficienti come prima. Ed ora la cronaca, andiamo a Palù nel Veronese. Un romeno ha accoltellato la moglie dopo una lite, la donna è grave all'ospedale dove i carabinieri gli stanno dando la caccia. E caccia all'uomo nel Veronese. Ad essere braccato dai carabinieri è un romeno di 50 anni che ha accoltellato la moglie e poi è fuggito tra i campi. L'aggressione è avvenuta a Palù alle 4:30 di stamattina, in seguito a una lite, poi degenerata, tra i due coniugi nella loro abitazione. La donna è stata colpita in diverse parti del corpo con un coltello da cucina ed è grave all'ospedale di Borgo Trento, mentre il compagno, dopo averla colpita, è fuggito tra i campi con pigiama e ciabatte e armato di un coltello.
Lui, classe 73, regolarmente assunto da un'azienda della zona, secondo i conoscenti non ha mai dato segni di squilibrio. I coniugi, entrambi originali dello stesso paese, abitavano nel comune veronese da circa 20 anni con la figlia che è riuscita a scappare fuori di casa e dare l'allarme rifugiandosi dai vicini poco prima delle 5. La ragazzina è adesso protetta dai vicini di casa, anch'essi rumeni, che hanno allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. L'area è presidiata dai carabinieri che lo stanno cercando con una quindicina di pattuglie e perlustrano il territorio palmo a palmo anche con l'aiuto di un elicottero. Ed ora andiamo nel veneziano, parla l'imprenditore barbaramente aggredito da 3 balordi a calci e pugni in faccia ieri mattina nel suo albergo a Marghera. Lo abbiamo intervistato appena rientrato dall'ospedale. Mi hanno detto che lunedì devo fare un'operazione qua all'occhio perché ho una frattura. Mi hanno rimandato a casa oggi solo perché sono troppo gonfio per fare l'operazione subito. E mi hanno detto di riposarmi un sacco, che sono fatto di cristallo in questo momento e quindi di fare attenzione. Lunedì rientrerà in ospedale per capire se l'equipe del maxillofacciale di Mestre potrà rioperarla all'occhio sinistro dove ha subito la rottura dell'arcata sopraccigliare. Così Alessio Wang, l'imprenditore 31enne di Catene di Marghera, dopo essere stato barbaramente pestato a sangue con calci e pugni alla testa, al volto e al collo ed aver riportato fratture ed ematomi multipli facciali da 3 sconosciuti. Mai viste prima d'ora. Erano completamente sconosciuti. Probabilmente anche ubriachi, direi. Senti, comunque che età possono aver avuto? Tardi 20-30 anni, fino a metà dei 30. Al massimo? Sì, massimo, sì. Erano italiani? No, erano dell'Est Europa. Episodio di cui ha ricordi vaghi e molto confusi, racconta. Io di per sé, dopo il primo pugno già non mi sono più reso conto di quel che stava succedendo, solo dolore a quel punto. Ho cercato di spingerli via, ma mi hanno assalito in 3 dopo. Questo almeno mi hanno raccontato, perché naturalmente dopo il primo colpo io ero già per terra che mi agitavo e dopo mi hanno continuato a picchiare per circa 2 minuti, 3. Il fatto ieri all'ora di colazione nell'albergo di via Trieste, gestito da lui e da tutta la sua famiglia, quando si stava alternando con la mamma Jin Wei-Fen nel cambio turno. Se penso al fatto che avrebbe potuto fare questo che è successo a me e a mia madre, mi sarei sentito molto peggio. Meno male che si sono fermati con questo, insomma. Cioè non posso pensare a cosa potrebbe essere potuto succedere. A salvare lui e la madre dalla furia selvaggia dei 3 balordi, l'intervento degli ospiti della struttura, dice. Meno male che c'era gente in albergo, questa è stata la mia vera salvezza. La gente ha iniziato a uscire dall'albergo, naturalmente, vista la folla, hanno deciso di scappare. Consegnato alle forze dell'ordine il numero di targa dell'auto dei 3 aggressori. Vedete lo stato in cui mi hanno ridotto? Secondo voi sono persone per bene queste? Io non lo so. Ennesima aggressione al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo, ferita un'infermiera. La polizia ha denunciato ed espulso un pregiudicato straniero. Pronto soccorso, alta tensione, ancora un'aggressione, l'ennesima al San Bortolo di Vicenza e ancora una volta tutto avviene di notte. Un marocchino con problemi di alcolismo, pregiudicato e senza fissa dimora, portato con l'ambulanza in ospedale. Al momento di essere visitato, ripresa conoscenza, si sarebbe scagliato con violenza contro il medico e un'infermiera che, colpita su un braccio, riporta delle contusioni. Per interrompere l'aggressione interviene un vigilante, addetto alla sicurezza, ma a sua volta viene picchiato. Sul posto si precipitano gli agenti della polizia che bloccano lo straniero. Grazie all'intervento delle volanti della Polizia di Stato è stato possibile interrompere un'azione che poteva condurre a conseguenze ben più tragiche. L'aggressore non è un volto nuovo, ha già compiuto in passato reati di varia natura, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento, ricettazione. Viene subito portato in questura dove, valutata la gravità di quel che ha fatto, viene denunciato per lesioni personali aggravate e sanzionato per 1.000 euro per aver turbato le normali attività sanitarie. Ho deciso di adottare provvedimenti decisivi proprio per allontanare definitivamente dal territorio nazionale la persona che si è resa responsabile di questo grave fatto. Il questore ha disposto l'immediato allontanamento dall'Italia del pregiudicato straniero che è già stato portato al centro per il rimpatrio di Roma.
Il direttore generale dell'Ulsotto, Maria Giuseppina Bonavina, ringrazia le forze dell'ordine intervenute rapidamente a conferma dell'efficacia delle rafforzate misure di sicurezza introdotte in ospedale da prefettura, questura e comune di Vicenza. Ma adesso va risolto con ancor più decisione il problema della sicurezza per gli operatori sanitari. Abbiamo condiviso con il Capo Comitato Ordine e Sicurezza, in particolare con il signor Questore, l'estensione dei servizi di controllo dell'ospedale con la presenza della Polizia di Stato. Bisogna rafforzare quanto prima questi controlli, partiranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e da questo punto di vista bisogna cercare di impedire che si ripetano fatti del genere. Ed ora il caso del 17enne che accusa la polizia di lesioni, calunnie e abusi commessi durante un controllo avvenuto nel quartiere padovano di Montà. La procura di Padova ha revocato l'iniziale richiesta di archiviazione delle indagini. L'avvocato della famiglia, il nostro obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto. Inizialmente c'era stata una richiesta di archiviazione, abbiamo anche conferito con il pubblico ministero, il quale ci ha detto che invece ha deciso di revocare questa richiesta di archiviazione, probabilmente dovuta, diciamo, ad un errore burocratico, e adesso siamo fiduciosi nelle indagini, nel fatto che verranno svolte delle indagini, quindi speriamo veramente di far chiarezza. Sono state affidate ai carabinieri del PM Roberto D'Angelo le indagini sulla querela presentata lo scorso 20 febbraio dalla famiglia di un adolescente che accusa la polizia di aver picchiato il giovane durante un controllo a Montà. Il 17enne stava rientrando a casa in bici poco prima di mezzanotte lo scorso 16 dicembre, quando è stato fermato da 2 agenti che sospettavano si trattasse di uno spacciatore. Abuso d'ufficio, calunnia, lesioni, capi d'accusa contenuti nella querela che cita 4 poliziotti presentata dalla famiglia alla procura. Il ragazzo ha riferito che gli agenti appunto non si erano qualificati, quindi si era spaventato, li aveva scambiati per degli aggressori. Abbiamo chiesto ovviamente un racconto al ragazzo, poi i genitori hanno voluto anche loro darmi la loro versione, quindi altri 2 racconti da parte dei genitori. Abbiamo cercato di recuperare tutto il materiale che ci potesse essere utile per dimostrare, almeno nel minimo delle nostre disponibilità, cosa fosse accaduto quella sera. Il giovane, curato dai sanitari del pronto soccorso di Padova come uno degli agenti, è stato denunciato dalla polizia e per questo segnalato al Tribunale dei minori di Venezia. È stato denunciato di fatto dai poliziotti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Abbiamo avuto l'interrogatorio il 27 di febbraio, abbiamo spiegato tutto e abbiamo anche depositato come memoria difensiva la querela che avevamo depositato precedentemente, cioè una settimana prima, davanti al Tribunale ordinario. Del caso si sta interessando anche Ilaria Cucchi, senatrice e fondatrice dell'associazione Stefano Cucchi Onlus, nata dopo la morte del fratello, che sabato scorso a Ferrara ha incontrato la famiglia del 17enne. Ha preso molto a cuore il caso e li ha assicurati sul fatto che li seguirà. Io stessa sono stata contattata ieri dalla senatrice e così insomma ci siamo sentite telefonicamente. Il caso di Padova potrebbe finire in Parlamento. Nel frattempo vanno avanti le indagini con la famiglia che chiede sia fatta piena luce. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, ora parliamo di PNRR, scatta il pressing del Partito Democratico regionale su governo e regione, partita delicatissima, dice Andrea Martella, segretario Dem, gli altri fronti sono sanità e siccità, si sta facendo troppo poco. Sostenibilità ambientale, sanità, innovazione di carattere tecnologico e digitale, rigenerazione delle nostre città. Questo si deve fare e purtroppo il governo perde del tempo inutile parlando del ponte sullo stretto di Messina, annunciando provvedimenti che non so mai se verranno alla luce come quello relativo alla delega fiscale. Ma non si concentra su quello su cui dovrebbe concentrarsi. Questione di priorità e la priorità ora per il Partito Democratico del Veneto è la messa a terra del PNRR nei giorni in cui si registrano frizioni tra Roma e Bruxelles su alcune progettualità, come gli stadi di Venezia e Firenze, con la Commissione europea che ha congelato la terza tranche di fondi destinati all'Italia, 19 miliardi e mezzo di euro. Attenzione che sul PNRR non si può sbagliare. Sarebbe un delitto, sarebbe veramente una colpa grave di cui questo governo si assumerebbe
tutte le colpe, ma soprattutto nei confronti delle prossime generazioni, sprecando delle risorse che noi più di ogni altro paese abbiamo a disposizione e che adesso dobbiamo utilizzare al meglio. Gli altri fronti nel paese e in Veneto sono principalmente due. Il segretario veneto Andrea Martella anticipa le mosse. Nei prossimi giorni lanceremo una campagna, anzi 2 campagne su queste questioni. Una sarà sulla sanità, come salvaguardare la sanità pubblica, come ridurre le liste d'attesa, e un'altra sulla siccità, dove c'è bisogno di aiutare la nostra agricoltura, dove si sta facendo veramente poco sia a livello nazionale che a livello regionale. Carenza dei medici di base, liste d'attesa, nuovo allarme dei sindacati. Noi abbiamo un grosso problema con i medici di base che mancano, sono pochi, non fanno il filtro, si scarica tutto sul pronto soccorso e questa è la più grave necessità alla quale bisogna dare risposte. La carenza resta cronica in Veneto così come in provincia di Treviso, dove a fine 2022, secondo i dati più recenti dello SPI-CGIL, mancavano all'appello 77 medici di medicina generale. Questo significa circa 115.000 trevigiani senza un'adeguata copertura, 200 i dottori di famiglia persi in un decennio nella Marca, 1 migliaio nel Veneto, con ULSS e Regione che stanno da tempo correndo ai ripari. A Treviso, per esempio, si continua con la ricerca di incarichi provvisori e l'ampliamento volontario del massimale di assistiti da 1.500 a 1.800, numeri e prospettive passate in rassegna a Mogliano da CGIL e Cisle Will, che hanno lanciato un nuovo SOS generale che riguarda inevitabilmente le liste d'attesa, la salute mentale e una popolazione che invecchia. Sta crescendo nell'ultimo anno il numero di segnalazioni, di problematiche riguardo il tema del funzionamento della sanità in Veneto. La pandemia ha lasciato uno strascico importante che ha bisogno di un nuovo paradigma per essere affrontato. Il tema demografico porta al fatto che nella nostra regione, più anche di altre, le persone stanno invecchiando, c'è un ulteriore bisogno di sanità e anche di assistenza. E se i sindacati chiedono alla Regione una nuova stagione programmatoria, Venezia manda un messaggio chiaro a Roma in materia di trasferimento delle risorse. È chiaro che il post-Covid ci fotografa una sanità in difficoltà, una sanità che ha bisogno di finanziamenti, da qui la richiesta forte a livello nazionale di non definanziare il fondo nazionale ma di continuare a incrementare il fondo nazionale, e poi con interventi puntuali che sono sicuramente quelli legati al PNRR e al potenziamento della parte territoriale che deve fare da collante rispetto alla parte ospedaliera. Claudio Domino ucciso dalla mafia a 11 anni, dopo 36 anni la mamma Graziella aspetta ancora giustizia e verità. Questa mattina al liceo Da Vinci a Treviso ha parlato con gli studenti. Quanti sogni spezzati, quanti anni la verità ho cercato. Ogni tanto passa un alito di vento, mi sfiora, mi accarezza e so che mi sei accanto, perché è una carezza che conosco, che non è mai scordato. Un alito di vento è quello che è stato lui nella nostra vita. Inizia così la poesia che mamma Graziella ha dedicato al suo Claudio, ucciso dalla mafia con un colpo di pistola alla testa a soli 11 anni. Forse testimone scomodo di un delitto, oppure un omicidio legato ad un appalto delle pulizie dell'aula bunker dove si stava svolgendo il maxi processo di Palermo. Da quel giorno, di 36 anni fa, i genitori chiedono giustizia, chiedono la verità, non hanno mai perso la fiducia nello Stato. Qualcuno mi dice: ma dopo 36 anni lei ha ancora fiducia? Sì. Io ho fiducia in quella parte di Stato onesta che può dare giustizia a mio figlio, e quindi non levatemi almeno quella speranza, perché altrimenti sarei morto 36 anni fa. Graziella Accetta racconta agli studenti del liceo Da Vinci la sua storia, quella storia che le ha strappato il cuore, che le ha stravolto la vita per sempre. È dura vedere il proprio figlio a terra, sarà pieno di vita, che non è ammalato, non ha mai avuto nulla. Da un momento all'altro ti stravolge tutta la vita, vedere la tua carne e non poter fare nulla è la cosa più dolorosa e angosciosa che possa esistere al mondo. Lei ha scelto di combattere contro chi ha armato la mano dell'assassino e che le ha tolto il bene più prezioso, Claudio, mentre stava tornando a casa. Lo fa con la forza delle parole, con il coraggio di continuare a vivere ogni giorno e trasmettendo ai giovani quei valori in cui crede ciecamente. Al termine dell'incontro ha chiesto agli studenti chi si sarebbe vendicato per la morte di un proprio caro.
molte le mani alzate. Io faccio ormai quasi sempre questa domanda per vedere anche i ragazzi come ragionano, come la pensano, e quando alzano la mano è come dirmi: ah, tu non hai vendicato tuo figlio, ma la vera vendetta è vederli dietro una sbarra, non ucciderli. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Anticiclone disturbato dal passaggio di alcune perturbazioni atlantiche, tempo in peggioramento sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 31 marzo. Sul Veneto in pianura avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, sui monti più nuvoloso. Ci saranno delle precipitazioni più probabilmente nel corso del pomeriggio e a carattere sparso, fenomeni in esaurimento entro sera. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse in genere deboli su pianura e costa, più moderate invece sulla zona montana e anche abbondanti sulle prealpi. Temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 13-16 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto nuvoloso con rovesci alquanto diffusi durante la giornata. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.